un materassino che invece di stare sull'acqua è ad acqua. Ed è anche caldo. È una cosa meravigliosa. Vogliamo scegliere anche il colore? Ma dai, si può? Sì. Quello che si intona al mio careo. O al suo stato d'animo? E questi che guanti sono? Sto utilizzando dei guanti in seta grezza che mi servono proprio per fare un'esfoliazione della pelle, quindi un rinnovamento. A lui però uno spazzolone per strigliare i cavalli. Solletico. Sì, terribile. Beh, è una cosa da Cleopatra e Marcantonio, no? Dai, dillo, peccato che tu non sia un Marcantonio. Cos'è che mi sta facendo? Stiamo facendo un massaggio con una candela che contiene burro di karité, burro di cocco, burro di soia ed oli essenziali profumatissimi. Questo del burro è eccezionale, eh? Si può mettere anche in testa? Sì. Dopo è difficile da lavare, forse. Adesso cosa c'è? Adesso andiamo a passare questo rotolo bagnato con acqua termale. Serve per decontrarre la muscolatura e le innervazioni. La sensazione che proviamo quando abbiamo una campana tibetana appoggiata nel corpo è simile al lancio di un sasso nell'acqua. Si creano dei cerchi molto piccoli che pian piano si allargano e danno questa vibrazione profonda. Questa tradizione cura, perché è il suono che cura. Io ho notato che la vibrazione sullo sterno è notevole. Sulla pancia invece, che è molle, si riassolve subito. È una cosa scientifica e mistica, fisica e metafisica. Chiedo troppo se chiedo un biscottino.